Sono tutte le tue. No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Oggi mi permetto di sconfinare dal calcio verso qualcos'altro, ma nel calcio ci rimango anche citando uno dei due ragazzi di cui voglio parlare. Il primo si chiama con un nome lunghissimo, Rafael Nadal Parera, è riconosciuto tutti come Rafa Nadal, il grande tennista che ormai è giunto alla soglia dei 38 anni, anzi li ha superati il 3 giugno e che ha deciso di abbandonare la carriera. E l'altro è Cristiano Ronaldo, che anche lui arriva da un'isola. E sì, voglio parlare di due isolani. Uno è appunto Nadal, che arriva da un centro, Manacor, che sta sull'isola di Maiorca, nella comunità autonoma delle Baleari, e l'altro appunto è Cristiano Ronaldo, che invece arriva da Madeira. Perché parlo dei due associati insieme? Perché c'è una manifestazione che era stata organizzata e che si mantiene ancora grazie all'impegno di Corsica, del CONI di Corsica e Sardegna in questo caso, che si chiama i Giochi delle Isole, e ai Giochi delle Isole i due ragazzi vennero a rappresentare le loro isole, appunto le Baleari nel tennis con Nadal e il calcio, perché allora c'era anche il calcio nella prima edizione dei Giochi delle Isole, c'era Cristiano Ronaldo, due ragazzini che si misero in mostra già in quell'occasione e mostrarono che gli isolani tutto sommato si facevano rispettare, anche se poi arrivavano da isole lontane. E non a caso guardate che tipo di obiettivo hanno centrato. Nadal peraltro poi si prese il lusso di partecipare a 16 anni anche a un torneo internazionale a Cagliari e tutti videro i colpi che questo ragazzo con la racchetta riusciva a mettere a segno, tanto da poter presagire che ci poteva essere qualcosa di grande che lo potesse aspettare. Dedicato quindi agli isolani, gli isolani che stanno mancando un po' nel calcio, ma che continuano ad affermarsi in tante altre discipline, da Alessia Orro nella pallavolo per arrivare ai velocisti, a Lorenzo Patta, a Bartolini nella ginnastica, insomma tantissimi quelli che sono i ragazzi che partono dall'isola, lontana dal mondo, perché poi si tratta di isole dove alla fine i centri sono anche piccoli centri. Lo so, Nadal arriva da un paese di 40.000 abitanti circa, ripeto, sull'isola di Maiorca, e da lì partono con il sogno di poter realizzare la loro missione varcando il mare, che è una cosa che ci inibisce particolarmente e che ci lega particolarmente a quello che è il nostro nido. Bene, Nadal ha tracciato la storia del tennis, Cristiano Ronaldo quella del calcio, e noi sardi cerchiamo di fare del nostro meglio per lasciare anche noi una traccia. E in effetti, se pensiamo alla Orro, se pensiamo a Lorenzo Patta, se pensiamo a Bartolini, a tanti altri, a Marta Maggetti, siamo riusciti in questo intento, stiamo riuscendo in questo intento, partendo da un'isola con appena 1,5 milioni di abitanti. Sono tutte le tue. No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it.